Qui entriamo in una cucina del 1917. Troviamo sovrastaggio de sustreže verru. A differenza della piattaia che ce la troviamo sulla destra, lì ci sono questi rivestiti in carta, sono gli spiedi buoni di cui non venivano mai utilizzati. Gli spiedi che utilizzavano ce li troviamo dietro, che poi si arriva a vederlo dopo. I scanistelli, i scroveddes, i ciulirus. Una specie di giuliro di cui non esiste che abbiano i manici, quello anche il manico, per trasportare il pane già cotto. I scoffinus, questi sotto sovrastaggio del sustreže verru, sono una serie di goffinus dove si mettevano i dolci. Passiamo alla credenzina, una bella collezione di ferrosmalto, di caffettiere, perché qui abbiamo dedicato al ferrosmalto una serie di pentole, scolapasta, ok, un po' al peltro, e giù c'è tutto l'alluminio che serviva come utensili in cucina. Qui ci sono i sforredus, cioè come si cucinava prima. Forse tolgo poco questo, si vede, lì c'era il carbone e qui c'era Safantalladori che dava aria per tenere il fuoco vivo. Questo è un trappano di un mestiere oggi sparito, del Sacconciacossi, quello che aggiustava le pentole, le brocche, tutte le cose terracotta. Qui ce n'è una prova, il loro lavoro, ci sono i punti, mettevano i punti e questo girava come una trottola, si dà la carica con lo spago e poi faceva i buchi, perché è un trapano a mano, se vogliamo chiamarlo così. La tavola che troviamo nella cucina riporta la tovaglia con le iniziali della vecchia proprietaria di casa, quindi Cardia Emanuela, con un bellissimo ricamo in rosso, ed è datata 1874. La tavola è stata apparecchiata proprio come si usava un tempo e facciamo focus su questo attrezzo che veniva utilizzato per grattugiare il ghiaccio e quindi fare la carapigna, oliera e accettiera in cristallo, lo schiaccianoci che riporta la forma di una noce e, importantissimo, Sarratazza, quel bicchiere che veniva riempito proprio per il padrino durante il battesimo, durante il ricevimento del battesimo, con un vino liquoroso e veniva passato a tutti i commensali. Un altro focus molto importante è la bottiglia della vecchia spuma. Una serie di ferri da stiro a carbone, si metteva il carbone dentro e questi che si riscaldavano, però questo è un particolare diverso dagli altri ferri da stiro. Vediamo le achiglia di barca. Questo veniva utilizzato per i camiciotti di costumi sardi, perché sono per i costumi sardi e le gonne dei costumi sardi. Gli altri sono tutto affondocciato, diciamo. Scradagius per la polenta o per le grandi favate, per tutte queste cose che si poteva usare. Una graticola molto grande, tutto a ferro battuto, compreso gli spiedi, sono dello stesso servizio. E c'è un altro piccolo attrezzo che mi piace farlo vedere ai giovani. Questo era per fare il DDT nelle case. Si riempiva il serbatoio e poi si spruzzava.